Eccoli i droni della Polizia Municipale in azione in via Pisa. Alle prove generali di volo in prima fila il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo e il sindaco Mario Conte. Non è stato scelto a caso questo posto per il test dei nuovi droni. Con i nuovi collaboratori volanti, degrado e criminalità potranno essere contrastati a cominciare da quest'area. Il drone è uno strumento che può essere utilizzato per queste finalità, quindi partire da via Pisa significa anche una rinascita di via Pisa. Incidenti stradali, traffico ed abusi edilizi potranno essere monitorati con l'ausilio dei droni in pattuglia, ma non solo. Con i visori notturni si potranno mettere sotto controllo intere aree della città contro lo spaccio. Controllare la sicurezza di grandi eventi come concerti o manifestazioni. Le riprese, volendo, potrebbero essere collegate con la centrale operativa per riuscire a coadiuvare gli interventi più appropriati. Ma non solo, in futuro Treviso sarà il primo capoluogo di provincia che utilizzerà i droni per testare la qualità dell'aria. Utilizzare questo strumento per queste finalità credo che sia, ripeto, un caso unico sicuramente come capoluogo di provincia. I droni che andranno in dotazione al comando di polizia locale sono stati acquistati con una spesa di 12.000 euro dal comune di Treviso. 2 modelli in dotazione. Il drone più piccolo verrà dato in uso ad ogni pattuglia. 5 gli agenti che verranno istruiti per diventare piloti grazie a dei corsi di formazione. Verranno formati 4-5 piloti, sono stati forniti 2 mezzi per adesso, uno più leggero per fare operatività speditiva da parte delle pattuglie ed uno invece un po' più pesante, e con delle potenzialità maggiori per fare delle attività programmate in rispetto della normativa ENAC in vigore. Ogni giorno ci sarà questo drone messo a disposizione delle pattuglie in modo tale che almeno un pilota sia in servizio, in modo tale che in caso di emergenza possa intervenire subito e nell'immediatezza dei fatti. Da dicembre potranno iniziare i nuovi servizi con grande soddisfazione del sindaco di Treviso. Nuove tecnologie a disposizione dei nostri agenti, a testimonianza che questa amministrazione ha dato dei segnali importanti proprio nella direzione di maggiore sicurezza per i nostri cittadini.